Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, MotoGP, terz'ultima gara, Sepang ragazzi, pole position comandiana, pole position classica. Come pole position ci siamo ragazzi, speriamo chiaramente di fare una buona gara, di portare a casa marinato successo. Vai ragazzi, vai ragazzi, pioggia in quel di Sepang. Miller prova solitamente, cerchiamo di tamponare un po' meno gli avversari, ma secondo me le carenate sono la cosa più bella di MotoGP ragazzi, perché sono un gondolaro pazzo e me ne frego di tutto. Vai Kume, attenzione il Kume, prova quasi, attenzione curva presa non benissimo purtroppo, superati da 3 ma vediamo il rientro, bravo Kume. No, qua però ragazzi non è colpa mia se è un coglione Gattuso. Guarda, è stato Gattuso a venirmi addosso. Cioè nel senso, io non potevo spostarmi, anche il malesano di merda è fuori. E Miller e Cornflakes, oddio, ci superano tutti. Calma, calma Kume, momento di panico. The panic come indiano. The panic. Bravo, come sorpasso la mitologia. C'è solo Miller davanti. E comincia ragazzi la bagarre in Moto 3. Attenzione qua, ho rischiato un po' troppo. Forse comincia a piovere ragazzi. Pioggia malesiana. Ma piove o no? Non si capisce una mazza ragazzi. Faccio un po' fatico. Mamma mia, leggera pioggia, leggero monsone malesiano. Quinta posizione, anche Vino è davanti. Il Kume non sta andando proprio meravigliosamente. Occhio. Mamma mia. Dai ragazzi. Dai fioi. Attenzione, stiamo rischiando. Non stiamo girando bene purtroppo, Ma siamo contro il Marquez taroccato. Occhio, non sbagliare. Mamma mia che rischio. Miller in fuga. Fuga di Miller, anche Marquez davanti. Andrebbe bene anche un podio comunque, nel senso, ora frenati super indietro il Fena ragazzi, molto indietro il Fena, il Team Sky non va benissimo a Sepang. Primo giro completato comunque, first lap completed in un inglese sempre più inglesoso ragazzi, perché il Kume è di madrelingua. Giro record di Miller, fastest lap di Miller. Vai, attenzione all'esternazzo puro di veneziano. Libidine sempre più pura in casa Kume. Questo veramente, finalmente il Kume tira fuori i sorpassi da antologia. Vai, sfruttato il cordolo. Che pioggia leggerissima in quel di Sepang. E adesso voglio la fuga ragazzi, perché a Sepang ha fatto cose incredibili, grandi vittorie ma anche batoste clamorose ragazzi. Questa è la storia di veneziano a Sepang. È una storia incredibile. Scusate l'atteggiamento di panico ufficiale. Occhio ragazzi, occhio. Gran calma. Sono teso perché so che il Kumenda può fare l'errore all'ultimo secondo alla fine. Cioè il Kumendone è così ragazzi. Soprattutto col terreno bagnato. Con l'asfalto bagnato, come asfalto. Non pensare sempre al calcio Kume. Che a proposito devo andare anche avanti con FIFA. Comunque ragazzi, ecco che mi dimenticavo assolutamente, il Bode riapre il canale ragazzi. Il Bode e la Pupetta tornano su The Dark Side of the Bode. Sotto il video ci sarà il link solo di quel canale ragazzi. Andate in tanti perché io e il Bode avevamo in mente alcune cose. Visto che il Bode ha un po' più tempo, vogliamo fare delle serie insieme. E anche la Pupetta ragazzi, che è anche più brava del Bode, anche se non lo può ammettere perché il Bode non la ammetterà mai, ma la Pupetta è molto più brava del Bode.
E niente, quindi sarà Tomb Raider, The Sims con il grande Maurizio Alberghini, delle serie con il Comendone che è FIFA 15. Quindi ragazzi, sotto questo video il canale The Dark Side of the Bode, il canale del Bode veneziano, ragazzi, perché il Bode, ragazzi, abita a 1 millimetro da casa mia. E intanto il Cume anche spoccio, sto massacrando tutti, fioi, cioè. Guarda, e dice il Cume non parla, pensa ai cazzi suoi. Questi sono i risultati. The best Cume in the world. In the world, ragazzi, in the world. Ragazzi, il Cume ha ancora un po' di classe, il Cume. Classe cumendiana. Na 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 la 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 la. Na 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 na. Però pioggia veramente beffarda, eh. Piove, non piove, piove, non piove. Un casino, un casino. Però dai, stavolta ho guidato un po' meglio, sono contento. Market Super Cornflakes. Comunque ho letto la notizia di Formula 1 che fanno prima la versione, diciamo, old gen e poi next. Vabbè, io le ho comprato tutte e due, però mi sono rotto il cazzo, sinceramente mi sono rotto veramente la minchia di vedere sto scempio. Non è possibile che ogni volta per guadagnare di più fanno ste cose, cioè. 5 secondi, ragazzi, sto asfaltando chiunque in Malesia. Silenzio, il Cume è tornato. Il Cume è tornato, il Cume è tornato, il Cume è tornato. Però adesso ho sistemato anche i freni, nel senso, forse devo sviluppare la moto, cioè. Solo che il discorso qual è? Che se cambio moto il prossimo anno ricomincio da zero, non lo so questo. Comunque la prima stagione sta andando, lo sto bruciando, sto MotoGP adesso. Vai Cume, pompa Cume, pompa, pompa Cume, pompa. Mamma mia, madonna, cosa ho rischiato, Beppe. Mamma mia, mi sono visto proprio in bocca dell'asfalto. Mamma mia, rischio come dire, uno dei più tipici, ragazzi. Uno dei più tipici. Ultima curva e poi sarà terza vittoria. In Moto 3, terza vittoria cumendiana, pole vittoria e anche giro veloce, hat-trick cumendiano, un hat-trick classico, un hat-trick puro, il classico hat-trick cumendiano. Ueeh! Winner! E il Cume c'è, il Cume c'è. Quando gioca il Cume è un figo, la 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 la. La la la. Fenati settimo. Vediamo un attimo la classifica. Siamo quinti. Benissimo. Dai, almeno quinti. Il mio obiettivo. Vai, ragazzi, andiamo a sviluppare il telai. Ma brutta notizia. L'ultimo posto in qualifica. Ho sbagliato una curva a Valencia. E sono ultimo. Lasciamo perdere. Vabbè, dai. Teoricamente dovrebbe essere l'ultima gara questa del mondiale. Però mi sa che fosse un'altra. Però, boh, adesso non mi ricordo più. Panico cumendiano. Vai. Valencia, final gar in un inglese, che è più puro di così non si può. Purtroppo vado a chiudere con un 34esimo posto in qualifica, ogni tanto capita. Quando voglio fare solo un giro è così, ma d'altronde voglio fare almeno questo, visto che magari la qualifica è un po' più facile di una volta. La principessa sì, oh madonna. E il malesiano di merda, no, fioi. Mi manca solo Rosy Binder, il trio delle meraviglie. Rosy Binder, malesiano di merda e principessa sì, eccola qua Rosy Binder, la piccola Rosy. Eccola qua. Eccola qua, Valencia, altro circuito bello, però mi piace Valencia. Diciamo che non è stato un bruttissimo mondiale, però tra problemi tecnici, errori cumendiani e tutto, ho pagato un po' e comunque sarà il 90% un quinto posto in classifica che mi lascia un po' l'amaro in bocca, però il primo anno ci sta, poi con tutti i problemi che ha avuto sto gioco, guarda, va bene così, va bene così Beppe, va bene così. Attenzione, attenzione, come supera Mesbah. Figa bagnata, mamma mia, qua ho rischiato tanto, sento la moto partire. Clark Kent e Antonelli, Clark Kent e Antonelli. Oh, la cagata. 11esimi siamo. Purtroppo con una qualifica così sarà dura arrivare a podio, ma proviamoci. Antonelli superato accanto. E si gode, adesso c'è Oliva e McChicken che si sorpassano a vicenda. Guarda il porco, guarda il porco. Vai Cume, spacca tutto Cume, spacca tutto Cume, spacca tutto. Vasquez, oddio no. Vasquez e Vinales, Vino e Vasco. Vino e Vasco, Vino e Vasco, Vasco e Vino e Cornflakes. Cornflakes.
Ciao bello, sfernicciata. Ciao ciao baby, ciao ciao baby, ciao ciao. Qua il come dimostra che fare motociclismo è poesia allo stato puro, o allo stato bradipo, a voi la scelta. Gira ricordi veneziano, il veneziano è ispirato, il Kuma è ispirato. The best Kuma in the world, the best Kuma in the world. The best Kuma in the world. Scusate ragazzi, il panico è sempre più devastante, purtroppo ho la mia età anch'io. Come sempre ringrazio tutti per il supporto, veramente con MotoGP siete tornati in tantissimi, io sono felice, contento, cioè io penso che veramente il massimo, non potevo chiedere di più dal mio canale, veramente, cioè la perfezione fatta come Mendone. Vai che siamo quarti, no, vogliamo il podio, lo pretendiamo, adesso la moto c'è ragazzi, la moto pompa adesso, Nino Gattuso, Marquez e Miller, che Miller è già campione del mondo. Miller è già campione del mondo. Vai, vai. Madonna ragazzi, il Come. E ogni tanto il Come fa qualcosa di bello. E a un giro dalla fine siamo primi ragazzi. Signori, veneziano è tornato. Purtroppo un po' tardi, speriamo di avere la possibilità di andare in Moto 2, perché l'obiettivo non è vincere le classi minori, chi se ne frega, io sono il Come. Ho già vinto con MotoGP 13, adesso voglio vincere da subito nella classe regina. La classe regina, la MotoGP. Occhio, bravo. Non sbagliare. Do not sbagliare come, in un inglese sempre più puro. Dai, non sbagliamo, adesso ha fatto una rimonta che ha dell'incredibile, ragazzi. Proprio do not parole, ragazzi, do not parole per queste due gare. Questa veramente è super da do not parole. Comunque MotoGP è proprio il gioco dell'estate, non c'è niente da fare, cioè MotoGP è essere un gioco dell'estate. Che bello parlare in tutte le lingue, sono proprio portato per le lingue straniere, veramente. L'importante è essere portati per altre lingue, ragazzi, questo è il mio consiglio. Soliti consigli comendiani. E il Come va a vincere questa gara da ultimo in classifica, signori. This is Come. Sì cazzo! Woo! Grazie, saluto a tutti, il Come, che carina. Ciao Come, ciao. Ok. Popolarsi di pippe. Andiamo a chiudere in 15ª posizione con 210 punti. Non male, ragazzi, per la prossima stagione siamo in Moto 2, porca puttana, con il team Gresini Moto 2, quindi team italiano, 2 piloti italiani, dopo il quinto posto in Moto 3, vogliamo far bene in Moto 2 per avere dopo un contratto in Moto GP. Raga, un saluto da Kumendo. Veneziano. Ciao veneziano, Commenda veneziano, Commenda veneziano, lo youtubers italiano, Commenda veneziano, Commenda veneziano, Commenda veneziano, lo youtubers italiano.